Ben ritrovate amiche e amici dell'atletica. La Corsa della Bora, evento invernale di trail running organizzato dalla SD Sentiero 1, anche quest'anno non ha deluso le attese, offrendo agli oltre 2000 partenti una 3 giorni all'insegna dell'avventura. Tra le 7 prove in programma c'era curiosità per vedere la risposta degli appassionati alla S1 Urban Eco Marathon, gara sotto l'egida FIDAL e curata dalla Trieste Atletica, per riportare a Trieste i 42 km, 195 metri, distanza simbolo dell'atletica leggera. Quasi in 200 si sono sfidati tra le vie del centro, la ciclabile Couture, i sentieri del Carso triestino, per poi tagliare il traguardo allestito a Porto Piccolo. Al maschile Alessio Milani, atletica Monfalcone, in 2 ore 45,36 è salito sul gradino più alto del podio davanti a Michele Meridio, 2 ore 53,1, e al tedesco Adrian Nischi in 2 ore 57,43. Tra le donne è stata Fabiola Giudici dell'Atletica 2000 in 3 ore 32,37 a cogliere il bersaglio grosso, precedendo Jessica Galleani della Polisportiva Pagnona, 3 ore 35,59, e Irene Palazzi dei Podisti Cordenons, terza in 3 ore 38,18. Nella S1 Half di 18 km e 2 ha dettato legge Mirko Cocco, chiudendo la prova in 1 ora 13,33. E tra le donne successo della poliedrica Caterina Stenta, 1 ora 31,10. Nella S1 Urban Trail di 28 km e 4 ha sbaragliato la concorrenza Cristian Modena, vittorioso in 2 ore 3,46, e Michela Miniussi prima in 2 ore 42,55. Ha prevalso di poco su Giulia Della Zonca, 2 ore 43,43. La S1 Trail di 57 km ha messo in cima alla classifica Ivan Favretto, 5 ore e 1 minuto netti, e tra le donne è stata Irene Zamboni ad affermarsi in 6 ore 49 e 47. Nella S1 Nike di 79 km e 1, vittoria slovena con Matic Kakulovic primo in 7 ore 50 e 15 davanti a Luca Carrara, 7 ore 52,10. Al femminile primato all'austriaca Cornelia Oswald in 9 ore 3 minuti e 9. Nella S1 mezzo Ipertrail di 83 km e 2 ha dettato legge l'austriaco Markus Chieder, dominatore della distanza in 9 ore 54 e 16, e l'italiana Maura Tasin 15 ore 4 minuti e 22. Infine la S1 Ipertrail di ben 168 km è stata vinta da Peter Kienz in 26 ore 21 e 36 e da Laura Trentani in 35 ore 17 e 13. Regna ancora l'Etiopia, che fa doppietta nel 65° Campaccio Cross Country di San Giorgio sul Legnano. Tra gli uomini si impone il 18enne Yune Adissou, 6° posto per il nostro maratoneta Eyob Faniel, e al femminile David Seyaum coglie un altro successo dopo la Bo Classic. Buon 6° posto per la campionessa europea Under 23 Nadia Battocletti. Nel cross di 5 km riservato ai master, nella categoria Senior Master 45-50, ha vinto da Gabriele Beltrami in 17 minuti e 29, buon 2° posto del nostro Giuseppe Di Stefano, 17 minuti e 57, dell'atletica Edil Marquez Sandrin. Di Stefano, pluricampione italiano master dei 3000 siepi e nelle staffette svedese e 4 per 1500, aveva vinto a metà dicembre, nella sua categoria, la mezza maratona di Cittadella con il tempo di 1 ora 13 e 3. All'Auditorium San Marco si sono tenute le premiazioni per i risultati 2021 della Libertas Friul Palmanova. Dopo un anno di incertezze e timori per la salute, come il 2020, ci siamo rialzati e il 2021 è stato ricco di risultati stupendi, ha detto introducendo la serata il vicepresidente della società Antonio Oblak. Non va dimenticato comunque, ha proseguito, che siamo ancora in pandemia e per questo i risultati ottenuti dai nostri ragazzi sono ancora più graditi.
In effetti quella che ci siamo appena lasciati alle spalle è stato per il team giallorosso del presidente Alessandro Stabile un'annata memorabile, con 220 tesserati spalmati in tutte le categorie, esordienti 78, ragazzi e ragazze 45, cadetti e cadette 35, junior, promesse e senior maschili e femminili 62, è stato abbondantemente abbattuto il numero degli anni precedenti e anche la qualità dei risultati è stata importante. Va ricordato che questa società ha visto nascere e crescere, tra gli altri, campioni come Tania Vicenzino, le sorelle Ilenia e Ilaria Vitale, Enrico Minetto e Fabrizio Ceglie. Oggi la cura e la crescita degli atleti è affidata a un pool di 13 tecnici e istruttori qualificati. Il professor Fabio Desinano, assieme a Erika Franzolini, Francesca Menotti e Serena Di Piazza, si occupa degli esordienti. Ragazzi e ragazze sono affidati a Riccarda Sarri e Alessia Quarnial, mentre cadetti e cadette seguono gli insegnamenti di Antonio Oblak e Giuseppe Saponaro. Gli atleti delle categorie assolute hanno a disposizione Carlo Spinelli, mezzofondo, Fabrizio Boaro, lanci, Lucia Pierobon, velocità femminile, Antonio Rosolini, velocità maschile, Renata Toffolo, salti e ostacoli. Erano presenti e hanno consegnato i riconoscimenti il sindaco di Palmanova Giuseppe Tellini, assieme al vice Francesco Martinez e all'assessore allo sport Thomas Trino. Il presidente della FIDAL di Udine, Massimo Patriarca, mentre a fare gli onori di casa ci ha pensato il presidente della Libertas Friul Palmanova, Alessandro Stabile. Sono stati 26 gli atleti che hanno ricevuto i riconoscimenti per i risultati conseguiti, i titoli e i record conquistati nella scorsa stagione. I ragazzi Alberto Scacco, Teresa Zampa, Elisa Baruzzo, Caterina Guerra, Elena Tomasin. I cadetti Simone Casa, Alex Trentor, Simone Battistutta, Linda Minigutti, Emma Vrek. Gli allievi Raffaele Sdrigotti, Chiara Lepre, Lisa Pantanali, Elisa Mariuzzi, Arianna Pozzi, Veronica Pozzi, Giada Tonelli, Michele Bukovac, Matteo Padovan. Gli junior Alice Della Bianca, Ciro Gambino, le promesse Andrea Basana, Francesca Menotti, Aurora Berton, i senior Alessia Quarnial e Giovanni Padovan. Sono stati 14 gli atleti che hanno partecipato ai campionati italiani e 9 nelle categorie giovanili hanno fatto parte della rappresentativa regionale e provinciale. Nel 2021 la Libertas Friul Palmanova ha dovuto rinunciare, suo malgrado, all'organizzazione del meeting nazionale del 1° maggio, ma comunque, in un periodo molto difficile, il 7 marzo, il giorno successivo si tornava in zona rossa, ha organizzato il Cross dei Bastioni, selezione regionale per i campionati italiani di Campi Bisenzio, dando l'opportunità a un centinaio di cadetti di giocarsi la maglia della rappresentativa regionale. E poi il 17 luglio ha messo in campo tutte le sue forze per proporre in assoluta sicurezza sanitaria il meeting giovanile di atletica leggera con la partecipazione di 257 atleti provenienti da tutta la regione ma anche da Veneto, Trentino, Emilia-Romagna e Toscana. C'è da aggiungere poi che il team della città stellata ha mantenuto stretti legami con la FIDAL regionale per l'organizzazione dei vari raduni tecnici utili ad approfondire le conoscenze e le metodologie di preparazione delle varie discipline per dare agli atleti tutte le opportunità di crescita. Un impegno costante a 360 gradi che non hanno mancato di sottolineare i rappresentanti istituzionali nel portare il loro saluto e augurio alla Libertas Friul Palmanova. L'amministrazione comunale intanto si sta attivando per reperire le risorse e rifare la pista del Dino Bruseschi, che sta cominciando a manifestare le crepe del tempo. L'ultima premiazione, prima dei saluti con la foto di gruppo, è stata quella che ha visto salire sul palco Aurora Berton, campionessa italiana categoria promesse dei 200 metri. Elogiata anche perché, malgrado le lusinghe e le offerte che non mancano mai a chi ha talento come lei, è rimasta nella società di casa anche per questa stagione. Poi si vedrà. E ora le interviste che abbiamo raccolto al termine della cerimonia. Sentiamole. Buonasera, è stata una bellissima serata di gioia e di sport. Vedere questi ragazzi è stato veramente encomiabile, gli sforzi che fanno sono veramente, ripeto, encomiabili. L'atletica, come ho detto prima alla presentazione, è la regina di tutti gli sport, dove l'arbitraggio non c'entra niente, quindi chi ottiene risultati li ottiene per merito suo. Quindi è la regina, ribadisco, di tutti gli sport.
Questi 26 ragazzi che oggi abbiamo premiato sono il vanto della nostra città, una città dello sport. L'amministrazione comunale crede fortemente nei valori dello sport e il diritto allo sport e la possibilità di accesso a spazi e situazioni che lo rendono effettivamente godibile è uno dei principi cardine per cementare le relazioni sociali di cui abbiamo estremamente bisogno oggi. Ringrazio la Libertas per il grande lavoro di squadra che è stato fatto in quest'anno molto particolare e tutte le associazioni sportive, ludiche, ricreative e culturali di Palmanova per questo ruolo importante che hanno nella crescita dei nostri ragazzi. Come avete visto dalle riprese, avevamo un gruppo di ragazzi veramente meritevoli che sono importanti per la Libertas Friuli Palmanova. Abbiamo adesso, come diceva il mio vice Antonio Oblak, nel 2021 avevamo 220 soci, abbiamo fatto 220 iscrizioni e per una piccola città importante ma piccola come Palmanova è un grosso merito e vanto. Ecco. Io cosa posso dire ancora? Un grande appuntamento. Vi do un appuntamento praticamente fra 4 mesi, domenica 1 maggio 2022, allo stadio di Palmanova per il nostro famoso meeting di inizio stagione. Sono giornate queste che purtroppo fatte con le mascherine, fatte con 3000 difficoltà. Io ho dovuto cercare una sala da 300 persone quando eravamo in fin dei conti in una sessantina. Però abbiamo voluto farlo in sicurezza, ma abbiamo dovuto dare il giusto merito ai ragazzi prima dell'inizio della nuova stagione. È stata un'annata particolarmente complicata, però per assurdo anche è stata l'annata con i numeri più alti della società e con i risultati migliori di questi ultimi 5 anni. Grazie a tutti, grazie ai ragazzi, grazie agli allenatori, grazie ai dirigenti e ci vediamo sui campi nel 2022. La Coppa Pordenone ha presentato il calendario 2022. Sono aperte da alcuni giorni le iscrizioni al circuito della 35esima edizione Coppa Provincia di Pordenone. Le iscrizioni da parte delle società si possono effettuare cercando nell'elenco la gara che leggete in sovraimpressione. Il circuito partirà con il cross di Vaionti il 20 febbraio, prima prova di Coppa anche per le giovanili. Si passerà poi per la Maratonina di Bruniera 6 marzo, Porcia 21 marzo, Casarsa 1 maggio, Sacile 15 maggio, Montereale e Valcellina 5 giugno, Cordenons 4 settembre, chiuderà il circuito con l'8ª prova il giro podistico di Pordenone dell'11 settembre. Le premiazioni della 34esima edizione di Coppa Provincia di Pordenone, che si è conclusa regolarmente malgrado qualche tappa annullata a causa Covid, si sono svolte a inizio dicembre nel corso della festa dell'Atletica 2021, che la FIDAL della Destra Tagliamento aveva organizzato al Palazzetto dello Sport di Bruniera. Vediamo chi sono stati i vincitori e le vincitrici dell'edizione 2021. Junior Giulia Pessotte e Alessandro Gasparotto, Bruniera Friulintagli. Promesse Senior Glenda Basei, Bruniera Friulintagli e Paolo Sacilotto, Atletica Leone San Marco. S35 Sara Piccinato, Podisti Cordenons e Mattia Rizzo, Atletica Leone San Marco. S40 Irene Palazzi, Podisti Cordenons e Simone Minetto, Runner Club Aggredire. S45 Lucrezia Salvi e Massimiliano Zanchetta, GP Livenza Sacile. S50 Valentina Bonanni, Bruniera Friulintagli e Cristian Turolo, Atletic Club Apicilia. S55 Marilena Dallanese, Atletica Viano e Fabrizio Casagrande, Cimavilla Running Team. S60 Grazia Bracchetti, Almico Corse e Tiziano Savorgnani, Atletica 2000. S65 Maria Teresa Andreos, Azzano Runner e Giuliano Poser, GP Livenza Sacile. S70 Ennio Zampieri, Bruniera Friulintagli. S75 Giuseppe Violin, Podisti Cordenons. E con questa notizia noi ci fermiamo qui anche per questa settimana. Grazie per l'attenzione e arrivederci a lunedì prossimo.